perché vedo che adesso è una vigna, non c'è un filare, vedi? Cos'è una? Questa è uva Clinton, naturalmente non sono vigne che ho piantato io, ma che ho trovato, piantate chissà quanti anni fa. La Val Posina, in provincia di Vicenza, delimita a est il massiccio del Pasubio. Qui, a un'altitudine tra i 500 e i 600 metri, Renzo Benettollo, socio di Civiltà Contadina, porta avanti con metodi biologici e naturali diverse coltivazioni. Siamo stati a trovarlo agli inizi di agosto e gli abbiamo chiesto di illustrarci le diverse varietà di legumi e di patate che ha coltivato quest'anno. Io coltivo i fagioli in consociazione con le patate come tradizione, perché il fagiolo arricchisce il terreno di azoto ed è una consociazione praticata da sempre, insomma, in montagna, quindi pianto una fila di fagioli, due file di patate o viceversa. Questa è una località particolare della Val Posina perché non ha, il terreno è molto difficile perché non c'è presenza di sasso, non c'è terreno giarin come il 99% del territorio e quindi la coltura del fagiolo, della patata è condizionata molto dalla piovosità annuale, quindi se piove troppo e poi fa molto caldo il terreno si inchioda, fa le crepe e quindi è molto difficile da lavorare. Questo è il fagiolo Zalet della Val Belluna, l'ho avuto da soci di Civiltà Contadina di Feltre e Belluno, è detto anche il fagiolo dei papi perché anticamente veniva coltivato dai contadini di Feltre e Belluno per fornire direttamente il Vaticano tramite un grossista che si trovava a Padova o Bologna. È un fagiolo molto considerato anche come prezzo perché viene venduto sulle 18-19 euro al chilo secco perché ha la caratteristica di non fare aria all'organismo perché ha la buccia molto sottile e quindi fagiolo pregiato insomma, da papi. Il fiore è bianco, a differenza della fasola di Posina che è rosso. E io lo coltivo come lo coltivano gli agricoltori in Val Belluna, cioè con 3 pertiche unite in alto per contrastare l'azione del vento e dei temporali. È un fagiolo che non è molto produttivo, per questo costa e richiede molto lavoro come tutti i fagioli perché è un lavoro fatto a mano, viene rincalzato a mano, piantato a mano, eccetera. Questa è la fasola del diavolo, in latino Phaseolus coccineus, è una delle varietà dei fagioli di Spagna. La particolarità di questo fagiolo è che è molto raro perché frequentando i mercatini non ho mai trovato nessuno che lo coltivi a parte me. Io ho avuto il seme una decina di anni fa da un agriturismo di dei Laghi che mi ha dato una manciata di fagioli che però si sono rivelati imbastarditi perché da quella manciata li ho piantati e sono venute fuori 5 varietà, cioè il bianco di Spagna, la fasolia del diavolo, la fasolia di Posina e il pavone. La differenza tra la fasola di Posina e la fasola del diavolo è nella lunghezza, cioè la fasola del diavolo come vedi è lunga, quanti sono? 20-25 centimetri. La fasola di Posina è un terzo. È un fagiolo molto considerato molto pregiato, è un po' come gusto il contrario della gialletta della Val Belluna perché è un fagiolo che ha molto corpo, molto gustoso, ha un retrogusto di castagna, pastoso e si mangia soprattutto lesso. Ha i fiori rossi, impollinati come vedete dalle api, c'è un apicoltore che mi porta delle arnie qui a 1 chilometro e quest'anno è una bella produzione perché è un fagiolo che non soffre, non ha sofferto delle piogge continue perché quest'anno è piovuto un mese, non si ammala come gli altri fagioli e inizio a raccoglierlo da fine
fine agosto, inizio settembre, fino alle prime gelate, che matura continuamente sulla pianta. È un fagiolo che non si vende allo stato fresco perché non si presta, cioè c'è una sproporzione fra buccia e contenuto e grano. Vedi per esempio che qua dentro ci sono 1, 2, 3, 4 fagioli. Quindi è un fagiolo che va venduto secco e viene venduto sul mercato a circa 17 euro al chilo prodotto secco. È un fagiolo, è il fagiolo citato in una pagina dell'ultimo libro di Umberto Matino, L'ultima delle Anguane, mi pare che sia il titolo. E, ripeto, è un fagiolo che meriterebbe di avere una notorietà maggiore. La selezione innanzitutto la faccio avendo occhio alle bacche più lunghe del fagiolo. Allora, in questo tengo le bacche più lunghe di tutti i fagioli e naturalmente non basta, la bacca viene seccata nella pianta. Una volta però aperta, se vedo che il fagiolo secco non ha le caratteristiche che deve avere, cioè la fagiolo del diavolo deve essere a forma di rene, allungato, mentre la fasola di Posina è più schiacciata e più grossa. Quindi non basta tenere la tega, diciamo, secca e più lunga, devi anche vedere che dentro il fagiolo abbia le caratteristiche, la forma, cioè di rene allungato. E naturalmente il colore, che è rosso-nero, cioè è un rosso violaceo nero. E vedi che dopo anni sono riuscito ad avere una semente pura perché tutti i fiori sono rossi. A volte succede che ti tieni la tega lunga, ma poi la apri ed è bianca, vuol dire che si è imbastardato con la fasoia di Spagna, perché basta che ci sia. Per fortuna qui non c'è nessuno che coltiva fagioli, perché è troppo faticoso, e quindi vedi che non c'è. Però se dovessi riscontrare che è bianca, logicamente non è, anche se la tega è lunga 20 cm, però la mangio, puoi venderla, puoi mangiarla perché è altrettanto buona, ma non ha la purezza che deve avere. Questa è la taccola della famiglia dei piselli. Praticamente è un pisello un pisello mangia tutto, si mangia quando non è della consistenza matura del pisello, ma più o meno quando il pisello interno, il granello interno è semi maturo. E questi, siccome dovevano essere molti di più, è entrato il capriolo, si è mangiato quasi tutto, li tengo per seme, per avere il seme. Questa è la tegolina mangia tutto bisbolada. Ho avuto i semi da un socio di Civiltà Contadina di Feltre, sono appunto fagiolini mangia tutto. La caratteristica è che sono abbastanza lunghe e soprattutto non fanno il filo, anche raccolte abbastanza avanti in fase di maturazione, per cui sono molto buone, non fanno il filo. Ha il fiore viola, bellissimo, rampicante. Quando le ho piantate quest'anno è venuto il tasso, dovessi vedere che roba. Mi ha spostato tutte le piantine e quindi sono anche in ritardo, perché di solito a quest'ora già raccolgo, però questi sono già da raccogliere. Ecco, forse. Questo è il pisello nero, l'ho avuto da un socio di Civiltà Contadina, Fantinel, che è di Feltre. È un pisello che seccato si presenta nero, quindi non l'ho mai assaggiato, non so se le qualità gastronomiche, però lo tengo per farmi la semente. Questo vicino è un altro fagiolo che ho avuto dallo scambio semi, è fagiolo Masseola rossa di Frassenè a Gordino. Anche qui devo farmi la semente, quindi non so che tipo di fagiolo sarà. E questa è la fasola di Posina, si distingue dalla fasola del diavolo per la lunghezza dei baccelli, che in questo caso è metà o un terzo a seconda
dell'anno, di come va l'annata. Anche questa è una varietà dei fagioli appartenenti ai fagioli di Spagna e si mangia lesso, ha un sapore di castagna, ha poca produttività perché vedi qui hanno due grani per baccello più o meno, 3 quando è un po' più lunga, a maturazione molto tardiva. Inizio a raccoglierla da fine agosto fino alle prime gelate, i primi di novembre. Anche questa è il fiore rosso come la fasola del diavolo e basta. È una fagiola tradizionale della Valposi. Questo è il fasol della nonna, l'ho avuto dal socio Antonio Cantele di Asiago, mi ha detto che è un fagiolo antico dell'altopiano di 7 comuni e l'ho sperimentato anche in pianura, è un fagiolo che viene bene anche in pianura, rampicante e ottimo in insalata, molto buono, pastoso, cioè boccia sottile, buonissimo. Questo è il fagiolo viola di Asiago o Seclen, avuto da Antonio Cantele di Asiago, è un fagiolo buono in minestra, infatti vengono fatte degustazioni nei ristoranti locali, rampicante e è molto buono. Questo è un pisello antico che io ho chiamato antico pisello Bepi Rettore perché il nome esatto non si sa, me l'ha dato un amico negli anni 30, 1930, lo coltivava nel Padovano perché ha avuto i semi da un parente che lavorava nelle miniere del Belgio. La caratteristica di questo pisello è che è molto rampicante, arriva fino a 3 metri, 3 metri e mezzo, è molto produttivo e molto buono. Se non avete civiltà contadina che tiene queste sparisse perché si arriva con i francesi. Sì, sicuramente. Eccole qua. Queste sono le patate cornette tipiche del Vicentino, chiamate anche ratte nel Trevigiano, Spitzler nella Val di Non. Sono di pezzatura molto piccola e sono le prime patate che di solito si levano dal terreno, si mangiano arroste anche con la buccia e tutto, sono molto buone perché non assorbono olio in quanto la pasta è molto compatta. Costose, nel mercato si trovano a 4 o 5 euro al chilo, ma perché hanno poca produttività e da non confondere con le ultime patate cornette che arrivano dalla Francia, sono di pezzatura più grossa e stanno soppiantando questa varietà antica. La patata torba l'ho avuta da Antonio Cantele di Asiago ad uno scambio di sementi. Sono partito con 3 tuberi 3 anni fa, poi ho fatto 1 chilo, poi 10 kg e adesso ho una piccola quantità. E la patata torba è una bella patata, violacea all'esterno e gialla all'interno, molto buona per fare i gnocchi, da mangiare lessa, molto buona. Si vede, la patata antica la vedi dal numero di occhi che fa, gli occhi sono le gemme delle patate. Quest'anno la vendo per la prima volta, grillo talpa permettendo, perché questi terreni sono un po' infestati di grillo talpa, per cui potrebbe essere l'ultimo anno che pianto patate, perché non puoi farci niente, cioè io evito qualunque antiparassitario di qualunque tipo e quindi non lo so, vediamo quando le levo. Grillo talpa ha la caratteristica che non si accontenta di mangiare una patata, prende una fila di patate e dà un morso ad ognuna e quindi sì, è dispettoso. Renzo sta anche sperimentando l'uso della catapuzia contro il grillo talpa perché la radice di questa pianta emana un cattivo odore per cui male non fa. Poi quando il seme è secco si autosparge e si propaga dappertutto. Catapuzia. Questa è la patata, la Bleu d'Artois, che io ho avuto da un socio di civiltà contadina. Ho anche saputo che ad esempio a un mercatino ho trovato una signora neozelandese che le conosce come patate maori.
Devo ancora fare la prova di degustazione, quindi presumo che si mangino lesse, ma devo fare le prove, quindi non so dire altro. Questa è la patata Margone, l'ho avuta da un socio di Civiltà Contadina, Gianni Capon. Non mi è venuta di pezzatura grossa, non so se dipende dall'annata. La trovo molto simile alla patata Bleu d'Artois. Non so se è la stessa cosa, se sono due nomi diversi per una stessa patata, devo verificare, e anche l'assaggio non so altro. Questa è la cornetta rossa, l'ho trovata in un mercatino nella zona di Schio, e buona soprattutto fritta, cioè o arrosto, sono come tutte le patate cornette. Pasta gialla interna e rossa esternamente, molto buona. Della Adora è il primo anno che la coltivo, l'ho avuto da una socia del Trentino, non ho informazioni in merito e devo fare delle prove e degustazioni, per cui non so dire altro. Vedo che è una pezzatura molto buona, data l'annata, che quindi è venuta sana e una buona pezzatura.